illuminata, ricca di tesori immensi. Però nessuno ancora ci ha provato. E non ci sono prove che potremmo anche provarci noi. E caro maestro, non ci sono prove incontrate. Potremmo anche andarci noi. Sarebbe una bella idea. Prove contare che la leggenda non abbiamo fatto mezzo verità, non si sa mai. Il tesoro immenso è la cosa. Un'altra invece leggenda, un po' più truculenta diciamo di questa, si riferisce a un personaggio storico però, un certo Antonio Terranova. Questo era un aromotario di Sommatino, che l'aromotario sarebbe il farmacista dell'epoca, erboristeria, quindi questo tale abitava nel palazzo oggi Costantino Cigno, allora Terranova appunto prendeva il suo nome, e sotto questo palazzo ci sono due grotte ancora visibili che sono un po' impressionanti, e si dice che questo Terranova li facesse con degli inganni, portassi di sotto, le portava lì a discutere dei mercanti, specialmente del Levante, levantini, arabi, e con un mazzo di ferro li colpiva, li uccideva, li seppelliva e si impossessava dell'oro che portavano, delle stoffe preziose, questi mercanti dell'Oriente portavano a Sommatino. Anche perché lui era agevolato, questo Terranova, dal fatto che lì c'è ancora esistente, anche se murato, un cunicolo che dal palazzo Terranova porta qua al palazzo Trabia. Hanno trovato nel passato, lo dice anche il nostro scrittore Nino De Maria, hanno trovato una sciabola, una scimitarra d'origine araba e delle mazze di ferro, però tracce di cadaveri, di ossa non ne hanno trovato. Però neanche sono stati fatti scavi, può darsi che scavando si possono trovare anche degli scheletri, chi lo sa. Come vedete è ricorrente questo nome di Palazzo Trabia, ma è stato testimone della nostra presenza qui alla Torre Civica l'architetto Francesco Tricoli, che di Palazzo Trabia ne sa qualcosa in più. E allora con l'architetto descriviamo adesso Palazzo Trabia. Palazzo Trabia è uno dei principali beni architettonici di Sommatino. Come fase storica di questo palazzo possiamo così evidenziare tre fasi evolutive principali. Abbiamo il primo corpo di fabbrica tra via Trabia e via Alfieri, che molto probabilmente era un luogo di sosta, la vecchia masseria. Questo si riscontra attraverso le tessiture murarie abbastanza irregolari. Un secondo corpo di fabbrica, ed era quello quindi con l'ingresso monumentale, è quello su via Trabia, e qui abbiamo una tessitura muraria molto più regolare che ci fa presupporre che è appunto una costruzione molto più recente. Il terzo corpo di fabbrica è quello invece su via Alfieri. Attualmente si presenta ad un'elevazione ed è abbastanza regolare. È un edificio storico che è stato costruito in pietra calcarea bianca, che è la pietra locale di Sommatino, con legante in gesso o potrebbe essere anche calce. È importante perché, ripeto, Sommatino non ha tante emergenze architettoniche, questa è una delle principali, come tra altre cose appunto abbiamo a Sommatino anche il palazzo Costantino Cigno, che adesso andremo a vedere, che è sede del museo etnografico qui a Sommatino stesso.
museo etnografico allocato appunto nel Palazzo Cigno Costantino. È un museo nato ad opera di volontari, come sempre e spesso avviene. Architetto Tricoli, qui siamo all'interno di questi famosi cunicoli cui abbiamo accennato prima, in un posto che se scavassimo probabilmente andremo a trovare questi cunicoli. Ecco, parliamo un po' di questo fatto e poi ci dia qualche cenno sul museo. Questo sicuramente è un fatto eccezionale a Sommatino, perché è ricco di ingrottamenti naturali, quindi sono dei percorsi di acqua che poi l'uomo ha scavato, quindi approfondito. Questo è un cunicolo che molto probabilmente conduce al Palazzo Trabia, che si trova appunto su via Trabia. Attualmente è chiuso con terreno di riporto emesso da noi e anche dalla zia che abitava, la vecchia proprietaria, per motivi di sicurezza, ma noi abbiamo trovato dei cocci che sicuramente questi saranno vagliati da scientifici. Sicuramente questo qua è qualcosa che andrà più in profondità, perché quando viene qua una persona della Francia ci dice: io quando ero piccolo qui facevo almeno 50 metri e la torcia si spegneva col vento che veniva dall'altra parte, quindi sicuramente ci sarà un percorso che conduce come minimo al Palazzo Trabia. Il Palazzo Trabia è comunque collegato con la parte di periferia del paese, quindi il principe durante le sommosse, quindi a Sommatino, attraverso questi cunicoli raggiungeva altre parti. Percorreva a cavallo, evidentemente. Percorreva a cavallo, come si vede questo è tutto terreno di riporto, quindi era molto più alto questo tipo di... l'altezza della grotta sicuramente raggiungeva i 2,50 m. Ecco, caratteristiche allora di questo museo etnografico? Sì, è un museo che si sviluppa in 2 livelli. Abbiamo il piano terreno caratterizzato da un torchio di famiglia e appunto di queste grotte, e un piano nobile dove troviamo un giardino pensile. È un giardino che si trova sopra le grotte e annesso ad un locale deposito. Noi abbiamo trovato questo locale che era appunto serviva per deposito di frumenti, lasciato per come l'abbiamo trovato, come tra le altre cose anche il torchio di famiglia, quindi già l'edificio è museo di se stesso e noi l'abbiamo arricchito con tutti questi oggetti che provengono da cittadini di Sommatino o dai paesi limitrofi, che così in maniera gratuita, totalmente gratuita, l'hanno donato a questo museo, gestito dalla società Archeos, che è una società che è così specializzata in beni culturali. Siamo 2 architetti che gestiamo questa cooperativa e insieme a catalogatori, geometri, ragionieri abbiamo già catalogato tutti questi oggetti e sono tutti raccolti in un registro. Tra non molto dovremo fare questa pubblicazione dove troviamo oggetti quindi tutti catalogati con descrizioni, chi l'ha donato, quanto pesa, la lunghezza, quindi sicuramente sarà un progetto molto affascinante. Come tra altre cose sarà affascinante questo progetto di questi percorsi sotterranei che tra non molto partirà. Ma a Sommatino esistono anche dei piatti tipici molto particolari e che si trovano solo in questa zona. Andiamoli a vedere.